In te la nostra gloria, o croce del Signore, per te salvezza e vita, nel sangue Redentor, la croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e risurrezione. Dio ci sia propizio e ci benedica, e per noi illumini il suo volto. Sulla terra si conosca la tua via, la tua salvezza in tutte le nazioni. In te la nostra gloria, o croce del Signore, per te salvezza e vita, nel sangue Redentor, la croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Celebriamo oggi la Santa Eucaristia nella Chiesa di Vilanova Vecchia, dedicata al grande santo Sant'Antonio da Padova. All'intercessione di questo santo affidiamo a Dio, a Lui tramite questa intercessione, le esigenze di tutta la Chiesa universale, ma soprattutto della nostra Italia in questo momento così difficile, per un coronavirus che miete vittime e porta anche in sofferenza e anche momenti di ansia nelle nostre parrocchie. Viviamo questa nostra Eucaristia chiedendo perdono per tutte le nostre mancanze, perché la nostra preghiera sia più gradita al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te per unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro.
Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti cammineranno in esse, mentre i malvagi l'inciampano. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta, hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Signore, tu hai parole di vita eterna. Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova le acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare. Israele, se tu mi ascoltassi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Non ci sia in mezzo a te un Dio straniero e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Signore, tu hai parole di vita eterna. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. Signore, tu hai parole di vita eterna. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che gli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Di fronte alla richiesta di questo scriba, Gesù risponde prontamente riguardo a quello che è il primo dei comandamenti, l'amore verso Dio, unito naturalmente al secondo, che è conseguenza del primo: ama il prossimo tuo come te stesso. È una risposta chiara, precisa, riguardo a un tema abbastanza complesso. Tutti i comandamenti al tempo di Cristo, oltre 600, non solamente i 10 del Decalogo. E naturalmente Cristo, rispondendo alla domanda,
mettendo al centro come risposta l'amore verso Dio, verso il prossimo come verso noi stessi, fa capire anche il giusto modo di interpretare tutte le altre regole, qual è il senso profondo di ogni comandamento e di altre regole nate per applicare in tutte le situazioni quel singolo comandamento del Decalogo. Cristo mette insieme appunto l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo come se stessi, come per dire sono tre realtà, l'amore per te stesso, per il prossimo e Dio, che si sostengono a vicenda. Vuoi amare te stesso? È necessario se vuoi amare bene gli altri, perché uno che ha rispetto per se stesso, che ha sensibilità verso i propri bisogni sani, e uno che sa anche essere più attento, anche nelle piccole cose, al bene degli altri. Chi non ama veramente se stesso, come può saper consigliare ed essere vicino nel modo giusto agli altri? Soprattutto in questo tempo in cui c'è, potremmo dire, una finta tolleranza, perché è una tolleranza, un'attenzione alla libertà dell'altro che non parte dalla ricerca della verità. Quindi tu che sei abituato, hai l'habitus, il modo di essere, la qualità, l'orientamento di persona che cerca la verità in tutte le cose, anche nel tuo comportamento, sei una persona che può aiutare anche l'altro nella ricerca di quella verità, di quel bene che gli fa veramente bene. Naturalmente poi, se tu vuoi amare te stesso e gli altri, l'amore verso Dio è basilare, è fondamentale anche in questo, perché Dio che ami, Dio che cerchi, è anche quel Dio che ti ricorda quanto Lui ti cerca e quanto Lui dice di te: non solo ti amo, ma ti stimo, ti stimo. Ho la percezione, figlio mio, della tua grandezza. E noi in questi giorni notiamo quanto queste cose sono poi tradotte in pratica da molti grandi esempi di amore. Pensiamo riguardo alle opere, per esempio, di amore con l'attenzione al benessere materiale della persona, riguardo alle opere di misericordia corporali, come si sarebbero chiamate una volta e giustamente si notano ancora come dicitura nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Pensiamo riguardo alle opere di misericordia corporali, quei 14 medici che hanno dato la vita per il benessere e la salvezza fisica di tanti malati, oltre che naturalmente altri operatori sanitari, per il benessere corporale dei propri fratelli. Ma pensando che l'uomo è aperto a Dio e il suo punto di arrivo è una vita ancora più grande di quella di questo nostro cammino terreno, cioè la vita eterna, pensiamo anche a quei 20 preti che hanno dato la vita per assistere spiritualmente altri fratelli come loro, per dare a loro la possibilità di accedere alla benedizione di Dio, soprattutto nel momento del passaggio. Sono esempi grandi che ci fanno intuire la grandezza dell'uomo e come quest'uomo deve essere aiutato in tutto, sia nel suo lato fisico, ma anche nella sua apertura spirituale, a incontrare Dio, quel Dio che è pienezza, quel Dio che chiede amore perché non tanto per se stesso, non tanto per il suo bisogno di essere amato, che sicuramente c'è, ma soprattutto perché sa che chi cerca Dio e ama Dio, di fatto riceve da questo Dio che cerca e al quale dà la possibilità di agire nella sua vita. Dà a questo Signore la pienezza della possibilità di amare l'uomo, salvarlo, soccorrerlo, sollevarlo, perché man mano che l'uomo si accosta a Dio, di fatto si accosta alla sua salvezza umana, alla sua pienezza da raggiungere. Chiediamo al Signore che questi comandamenti, l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo, diventino la nostra attenzione, il nostro obiettivo quotidiano. Trovando Dio trovi te stesso, amando Dio ami maggiormente te stesso, amando meglio te stesso ami meglio il tuo fratello.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita a questo vino sia il segno della nostra unione con la vita divina, di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con benevolenza, Signore, questi doni che ti presentiamo, perché siano a te graditi e diventino per noi sorgente di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta innalzare un inno a te, Padre Onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, e noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle illuminazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero del Pace. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calce della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Besorto Genoveffa, dei familiari, nostri parenti, amici defunti, dei defunti che ricordiamo in maniera particolare in questa Eucaristia, delle parrocchie di Villanova, Lussado, Lugugnana Marina, Castello e Lussa, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona ad essa e al mondo unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Quanta sete nel mio cuore, solo il mio si spegne,
Spero in Lui mi guiderà, se l'angoscia mi tormenta. Spero in Lui mi salverà, non si scorda mai di me, presto a me apparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai, nella sera rendo grazie, tu mio Dio ascolterai, al tuo monte salirò e vicino ti vedrò, il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Preghiamo. La forza del tuo Santo Spirito ci pervada corpo e animo, Dio, perché possiamo ottenere pienamente la redenzione, alla quale abbiamo partecipato in questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia, scritta dal cardinale Peter Erdo, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate di Ungheria. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare, sia individualmente sia in comunità, per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio
Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux extorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo valde